Ciao, oggi è 18 dicembre 2022. Come avete visto intorno qui a Torino c'è già la neve. Ha nevicato quasi una settimana. E come che è accaduto la neve, ho deciso di andare a sciare. Oggi penso di andare a Bardonecchia perché con le gomme da estate ho paura che non riesco a sollevare la salita a Monginevro e poi anche a scendere di notte al ritorno. E allora ho deciso di andare in pianura a Bardonecchia. Poi la Bardonecchia non è una città dove sono stato tanti volte. Sono stato più o meno 15 anni fa, la prima mia uscita con le sci dopo Sestriere. Bardonecchia è una pista, non è come Via Lattea grande, ma però comunque per una giornata o due vi bastano i chilometri. Là c'è anche la pista di sci di fondo e la pista di sci discesa. Poi la città è più grande anche del Sestriere o di Monginevro, nel quale trovate tutto di quello che avete bisogno: negozi sportivi, pizzerie, negozi alimentari, alberghi e tutto il resto. Guardate qua quanta neve intorno. Neve e nebbia, però se andiamo su in montagna sicuramente troviamo il sole, perché la nebbia se va giù le montagne rimangono aperte al sole. E va bene, il nostro punto di arrivo sarà la Bardonecchia.
fino a Bardonecchia sono più o meno 35 km. Sono quasi arrivato. A Graviere, qui è già sono -2, è più freddo qui e la neve è ancora di più come a Torino. Questi paesi alti la neve rimane, se non tutto inverno, ma rimane di più come a Torino, dove è più basso. Le statali perché l'autostrada c'è il pagamento, ma poi sono tanti tunnel e la strada non è così bella come la statale. Sulla statale c'è più vista. Poi anche una strada gratis. A sinistra possiamo vedere la forte di Xeles, è un monumento antico. Qua, se non sbaglio, è arrivato anche Napoleone con le sue truppe. A Ux, a sinistra è l'autostrada. Già mi trovo vicino a Bardonecchia, più o meno ancora 20 km. Prima di Ulzi è Salbertrano, poi arrivo anche
Fox. Fa già meno 8 a San Beltramo e siamo solo con più o meno 1000 metri più su. Cambia di più o meno 10 gradi la temperatura, a 2000 sarà meno 20. Per Sestrier e Monginevro dovevamo prendere a destra, questa volta prendiamo sull'autostrada dritto verso Freux e quando arriviamo all'uscita Bardonecchia dobbiamo uscire e scendere giù nel paese. Là troviamo un parcheggio la macchina, mi cambio e vado a sciare. Fino a Bardonecchia abbiamo ancora 7 km. sole lampeggia come di estate, però la temperatura è molto fredda. Che si trova dall'altra parte del Monginevro, sono vicini una con l'altra, solo che le piste non sono unite ma separate. E se volete sciare qui in zona potete sciare che qua che
che a Bardonecchia chiamo Ginevra, che è Sester, però dovete fare un giornaliero separato. Ecco, finalmente sono arrivato. Vedete l'iscrizione sulla strada Bardonecchia e qui c'è l'uscita. Speriamo che non è ghiaccio, perché come ho detto le mie gomme sono estive e a -6 la strada può essere molto ghiacciata, anche se hanno buttato sopra il sale. Non sono venuto a Bardonecchia a sciare quasi da 15 anni. Dopo gli Olimpiadi di Torino, che anche le hanno fatto anche qui a Bardonecchia. Perché la pista è piccola e non è intorno, non è come tipo a Sestri o a Ginevra. Però anche qui vedete qualche montagna bella e sono dei posti da vedere. Mi sembra che sbaglio la strada e devo ritornare. Qui la strada a sinistra va verso Giafferò, invece a destra il Smith, perché la pista di Bardonecchia è che da una parte c'è anche dall'altra parte del paese, e per andare da una parte sull'altra dovete prendere il pullman, che è gratis, il pullman delle piste, che vi porterà da una parte all'altra. Perdete più o meno mezz'oretta, e questo è anche il motivo perché io non venivo qua a sciare. Magari una giornata sciate in una parte e un'altra giornata in un'altra. Ecco, sono arrivato a Bardonecchia. Il pullman che è passato di colore arancione, come col scolastico, che ho parlato prima, il pullman che vi porterà sulle piste. C'è anche pullman che porta dalla stazione sulle piste, e se arrivate con il treno potete prendere dalla stazione ecco, da qui la fermata e ho parlato anche che a Bardonecchia è stata
Olimpiadi in 2006. Guardate che è rimasta l'iscrizione di quell'evento. Questo è il parcheggio di Campo Smith. Parcheggio qui e poi vado sulla pista. Ok, però prima mi devo cambiare. Sono quasi cambiato. Guardate. Nel tempo che stavo cambiando sono arrivate anche le macchine che le vedete dietro di me, e fra un po' questo parcheggio sarà tutto
pieno. Adesso sto pensando che salita posso fare, perché questa davanti è un po' ripida. È probabile che vado a cercare un'altra un po' meno ripida. Sono partito, però come mi hanno detto qua che questa salita è un po' ripida e non è da camminare, perché se vedono qui fanno la multa se vedono camminare con i sci sulla pista. Invece c'è un'altra a 2 km di qua, MLZ, dove può darsi che si può camminare perché c'è la via forestale a MLZ e quindi è meglio di andare lì. Invece siccome io mi sono cambiato i scarponi da sci, parto di qua, ma parto nella foresta, così nessuno non mi dice niente, o magari cammino fino a MLZ. Solo che qui mi sembra che c'è un fiume che lo devo superare sul ponte. Questo è il ponte che devo farlo per arrivare all'inizio della pista. Campo Smith, 1300 metri. Quest'anno è caduta tanta neve. E già all'inizio si può fare free ride, fuori pista. I primi passi li devo fare per forza sulla pista, perché è un'altra via io qui non lo vedo. Poi se vedo qualche striscia in foresta allora inizio su quella via.
questa pista è meno ripida, non è come quell'altra da Campo Smith. Devo girare nel bosco perché già in 200-300 metri di pista mi hanno fatto già un paio di osservazioni, e io con il motivo che cammino perché 100 metri là ho perso un coso, è andata, ma poi la polizia se ne accorge e non mi lascia più camminare. Ho fortuna perché qui trovo anche una via così più o meno buona per camminare. All'inizio è ripeto, ma se riesco a salire questa via, questa scala, secondo me questa è una via per sci alpinismo. Camminiamo un po' e poi vediamo. Guardate, la neve è proprio da un mezzo metro, anche di più, e su questa neve non permettono di fare fuori pista. Sono sulla via del View, una via per il trekking che in inverno diventa la via per sci alpinismo. Provo a camminare sopra questa via, vediamo dove arrivo. La polizia che mi ha beccato giù, polizia della pista, hanno detto che sulla pista non si può camminare. Però ho inventato un motivo, che ho perso un coso e devo tornare a cercarlo. Lui mi ha lasciato camminare su. E ho preso questa via perché ho paura che se lui torna mi vede ancora camminando, allora dici: ma ragazzo, dobbiamo farti la multa. Qui hanno già camminato qualcuno, hanno già fatto. Ecco, sembra che scendi questa via, ma là poi sale. Vediamo poi dove si arriva. Sì, fuori pista qua
è anche ripido abbastanza, e allora al ritorno è meglio tornare sulla pista. Ecco qua sono abbastanza strisci, se anche qualcuno mi segue non capisce che sono stato io o altro. Allora andiamo su. A Bardognac è la prima volta che faccio sci alpinismo e qui le regole sono più dure come a Sestriere o in altra parte, perché qui la pista è piccola, non è come a Montgenèvre che ha 200-300 km e poca polizia. Qui c'è più polizia come pista. Allora su tutte le piste trovi qualcuno che ti dice ma ragazzo non andare con le sci. Deve prendere la seggiovia, vai a pagare, se no paghi la multa. La multa doppia. Allora conviene fare la seggiovia. Guardate che sono già abbastanza su. A 1258 quota, quasi 150 metri sono riuscito a sollevare. A sinistra c'è un divieto di camminata. Andiamo su questa via qua.
Però qui non c'è nessun divieto, c'è solo un segno di rallentare. Guardate quanti strisce hanno sciato già, tanti. Sì, qua è un po' meno ripido. È facile a camminare. Ho camminato per un po' in su e stavo guardando questa via di discesa, ma è molto ripida. Poi se c'è poca neve è meglio di non farlo, o magari fare un pezzo e poi tornare in pista. Perché guardate che ha nevicato, ma non che ha coperto di tanto gli alberi. O magari tornare su questa via che ho camminato. Tra una maggioranza di alberi è apparito anche il sole. Perché dico? Perché qui sono tantissimi alberi, ma il sole comunque si vede. Mi lampeggia in occhi e mi dà un po' di fastidio, però anche un po' di calore e di buon sentimento. Ho fortuna che ho trovato questa via, se no dovevo andare nel bosco. Mia GoPro non sopporta il freddo e quando lo spengo e lo tengo più tempo chiusa, spenta, e poi lo riaccendo, non va tanto, e in automatico si spegne normalmente finché non si riscalda abbastanza. Finché è fredda si spegne ogni 20 secondi e io sono obbligato a riaccendere.
soprattutto mi devo anche fermarmi per aspettare che il video che si registrava si registra in totalità, perché se schiaccio poi mentre cammino schiaccio il tasto, subito il video non viene registrato e dà un errore. Invece se mi fermo e aspetto un po' che lo registra, più o meno 10-15 secondi, allora devo aspettare che il video viene registrato. Però non fa niente, perché mentre mi fermo faccio anche io la pausa, così i battiti del cuore scendono, che va bene, perché come ho detto già nei scorsi video, i battiti del cuore non devono andare sopra i limiti. O magari se va non per troppo tempo. Se non riuscite a sollevare, possiamo prendere l'albero e camminare. In ombra fa freddo e la camera non si riscalda. La batteria non riesce a mandare l'energia e la camera si spegne da sola. Poi al sole, quando prendi il sole, la batteria si riscalda un po' e funziona normalmente. Sono arrivato a un bel tratto, probabile che qui una volta era qualche pista. Un bel tratto di fuoripista. Che può darsi lo faccio al ritorno. Seguo questa via, non so dove arrivo, lo seguo che probabile arrivo alla fine della funivia.
In lontananza si osserva un paio di pale di colore rosso. O è la pista o è indicatore per la fuoripista. Arrivo lì e vediamo. L'importante è che qui è una bella via su quale si può camminare. E non si può perdere. Sì, è la pista. Allora adesso dobbiamo stare in attenzione, fare attenzione, perché se mi vedi i miei amici si possono arrabbiare. Mi fermo un po' qui. Che è un posto con la vista. Continuiamo la nostra gita di sci alpinismo. Là vedo un poliziotto, no, non è poliziotto, era un ragazzo vestito con abiti colore di poliziotto. Sono arrivato più o meno alla fine di seggiovia e qui troviamo un paio di bar e un paio di seggiovie che li possiamo prendere. Lassù avanti, se vedete, sui 1 chilometro 2 si osserva il fine della seggiovia. L'idea è di sollevare fin là, arrivare su. E arrivare fino lassù. Sicuramente riesco, solo se qualcuno non mi ferma e mi torna indietro.
cambiato la batteria, adesso i video vanno meglio. L'ho messo in tasca la vecchia batteria, si riscalda un po' e poi lo rimetto quando quest'altra si raffredda. Guardate un piccolo freeridista che ha fatto un paio di nuove strisce. Il nome della seggiovia è Pian del Sole, numero 4. È la pianura dove potete prendere il sole. Sono quasi 2 ore in camminata. E sono le 13, meno 10. Tardi perché ho iniziato tardi. Sono partito quasi alle 12. No, alle 11. Più o meno 2 ore. Sto camminando. Sto arrivando al bar La Calve.
sempre al Pian del Sol. Qui faccio un piccolo riposo, un quarto d'ora e poi vado per su. Sono seduto devo lasciare questo bellissimo posto e camminare fino alla vetta. Cammino un po' con vicino in mano, così nessuno capisce che faccio alpinismo. E poi nella foresta li metto sulle gambe. Questa è la cartina dove possiamo vedere da dove sono partito e il Pian del Sol. Guardate che c'è la Colomion che arriva a 2000 metri.
è più lungo di questo. Provo a salire. All'inizio di questa via ho trovato anche un paio di indicazioni, tipo Punta Colomion fino là sono 4 km, più o meno 2 ore di camminata. La più lontana è Passo Mulatiera, 2004 sono 9 km. Proviamo a arrivare magari fino a Colomione. Andiamo. Punta Colomion un'ora e mezza. Solo che qui hanno chiuso e non si capisce dove e come arrivare. Ecco una porticina aperta. E poi nel bosco si osserva una via su quale possiamo camminare. Per salire a Colomion provo su questa pista, perché qui non vedo nessuno che sale, allora non c'è anche nessuno che mi ferma, e qui facilmente riesco ad arrivare fino su. Cammino su questa, vediamo che cosa mi aspetta in avanti. Speriamo che nessuno non mi torna indietro. E spero di sollevare prima possibile. Ho sollevato quasi 500 metri e all'inizio mi sono spaventato perché uno con la motocicletta veniva verso, è partito ma veniva un po' verso di me e io mi sono spaventato che mi viene a prendere e a penalizzare. Invece no, lui poi ha svolto verso la sua destra e poi è sparito. Ho fortuna anche che ho trovato questa pista così single, senza gente. Solo che guardate in avanti c'è una bella ripida salita.
Sono a metà di questa salita ripida e ho acceso la camera solo perché laggiù si vede il traforo del Friaus. Io così da alto non l'ho visto mai e forse neanche voi. E la parte sinistra è Bardonecchia. Là vicino è anche tunnel che passano i treni. E guardate là sopra sulla montagna c'è una via tornante. Su quale probabile si può salire anche con la macchina. Devo lasciare a guardare intorno verso il Friaus e continuo la mia gita. Pensavo che se arrivo su poi è meno ripido. Invece no, guardate là avanti c'è ancora una salita. Dopo quale si arriva di questo tratto di pista. Mi trovo a metà della seconda salita. Mi sono fermato a guardare questi bellissimi vette delle montagne. E non mi rimane tanto fino alla fine di questa tratto di pista. In meno un mezz'ora e sono su. Dopo la seconda salita ripida ne trovo un'altra, la terza, però più corta ma come rapidità quasi uguale. Sono contento magari perché sto già
arrivando alle vette dove finisce la seggiovia. Magari là faccio una pausa, mi riposo e se riesco a caricare le batterie. Va molto bene. Sono quasi arrivato e guardate là avanti, che bellissima pista per fuori pista, e tra le pietre e c'è anche tantissimo spazio e neve farinosa. Penso di tornare su questa via. Ci provo di farlo. Adesso mi resta più o meno un quarto d'ora e arrivo al bar. Qui è l'ultimo tornante, si gira a destra e poi a sinistra, più o meno 500 metri. Guardate laggiù che ripido, hanno messo anche la rete, perché qui se vai là sei finito in ospedale. Da qui vediamo anche l'Ulx e un tratto di pista di Via Latia. Guardate là verso sinistra. Vi devo girare perché ho sentito la motoslitta e allora non voglio che capisce che sono con le pelle. Torniamoci. Dobbiamo aspettare finché va via.
Tanto non era un poliziotto, era solo un operaio. Qui un'altra curva verso sinistra, pensavo che solo una, ma qui sono un paio di tornanti. E forse mi trovo alla ultima curva. Non conoscendo la strada, ecco al fine della funivia, il bar ancora non si osserva, sarà qui. Ecco anche il bar, sono arrivato fino su. Bar Punta Colomion. Qui mi fermo e faccio una pausa. Entriamo nel bar. È arrivata l'ora di partire. Ci provo a fare questa discesa che è abbastanza ripida. 1 metro di neve non è tanto pericolo. Proviamo di farlo, ragazzi. La batteria sempre si ferma. Però è bene un po' fermarsi. Quando è troppo ripido poi all'inizio le gambe iniziano a bruciare.
facciamo la foresta un po'. Perché come mi ricordo là c'è la via. Qua un po' troppo ripido. Ah, ecco quella via larga. Eccoci, la via larga. E guardate, qui si va sulla neve morbida, farinosa, si va proprio dritto. Qui sono abbastanza tanti strisce. Ho avuto sensazione che c'era un pezzo di legno, ma invece no, era solo neve.
Con 1 metro di neve si va proprio non trovo le parole, proprio super, diciamo. Se riesco a scendere questa via, ecco, sono riuscito. Questa via non finisce, è abbastanza lunga. E poi è bella che si possono fare anche salti, però corti. Un altro ragazzo freeridista. Facciamo l'uscita sul torrente e andiamo di là. Torrente? Dai, ciao. Buongiorno. Abbiamo superato i ragazzi. Qui è la pista. E dobbiamo cercare qualche via per da fuori. Prima dobbiamo guardare se veramente si può fare e poi se c'è la via di collegamento con le piste. E poi se sono le strisce già fatte di qualcuno, allora si può sciare. Qua c'è tanta legname. Dobbiamo scendere un po' storti e anche fare un passo indietro.
sulla pista un po' di riposo e dobbiamo per forza andare a sinistra perché qui già finisce. Oppa. Qui tanti alberini, c'è quella via lì che si può superare, no? Proviamo. Quasi la prima caduta. Andiamo su questa via.
fai, ecco la seconda, però quasi quasi, troppo stretto, e poi il ghiaccio sotto. A volte non li posso fermare. Forse sono già un po' stanco. Qua una via larga, però mi sto fermando, a volte mi fermo, a volte mi va. Dobbiamo cercare qualche pista che scendi giù. Ragazzi, qui è troppo ripido, mi trovo adesso in difficoltà. Ho perso il bastone, devo tornare il mio bastone. Ho perso il bastone. Togliamo gli sci. Non riesco. Ho perso il bastone. Uno ha il gancio lungo, invece questo, se non ce l'ha, no. Ecco, parlavo di questo gancio che tiene poi il guanto fermo. Andiamo a mettere lo sci. Ok, lo sci è sotto piedi e adesso dobbiamo scendere. Ecco, sono sceso su questa via più o meno di 80 gradi. In realtà sembra più ripida come sul video. Adesso finalmente sono arrivato di fianco alla pista e con il telefono in mano scendo fino al parcheggio.
Questa, se si ricorda, al mattina sono sceso, salito qui. Non riesco a partire perché qua non è ripido.